Daydream anticipazione episodio 129. Jeanne rapisce Sanem portandola via con la sua barca. Dopo essere scesa dall'auto di Jit, timorosa che Jeanne possa partire nuovamente, Sanem giunge di corsa al molo e salta sulla barca di Jeanne, dicendogli chiaramente che non può andare da nessuna parte. Lui determinato avvia la barca, mentre Sanem gli chiede più volte dove stiano andando e Jeanne le risponde che se vuole saperlo allora deve andare con lui. Jeanne e Sanem dunque partono verso il mare aperto per una meta sconosciuta. In realtà Jeanne sta andando a vendere la sua barca, ma non glielo dice. Lei vorrebbe tornare indietro, ma Jeanne non è disposto a cedere, dato che le insinua continuamente che lui se ne andrà via, allora andranno via insieme, dove portano i venti. La invita poi a sedersi e a godersi il giro in barca. Nel frattempo Sanem inizia a chiedere aiuto dalla barca, urlando che Jeanne l'ha rapita e non crede a quanto stia accadendo. Jeanne le dice che deve fidarsi di lui, le ha riservato un buon trattamento. I due vengono interrotti dalla telefonata di Deniz, che, appreso da Sanem del rapimento di Jeanne, vuole sapere dove si trovino. Sanem sa che sono in mezzo al mare, ma Jeanne le dice di passargli la telefonata. Ci penserà lui a spiegarlo, ma appena prende il cellulare lo lancia in mare insieme al suo. Frattanto Jit si sente al telefono con Yuma e le dice che vuole parlare con lei. Ha capito che tutto il problema risiede nella tenuta di Sanem, perché le cose che la impegnano lì la tengono lontana da lui, così cerca di trovare un modo per nuocere alla fattoria. Sulla barca Sanem è molto arrabbiata, minaccia addirittura di buttarsi in mare, ma Jeanne la provoca inviandole un bacio e facendole l'occhiolino, come ai vecchi tempi. Lei, incredula, si chiede se si trovi davanti a un bambino. Nel frattempo Jeanne lascia il timone della barca e si siede per parlare con Sanem. Poi scende sotto coperta e torna con un fermaglio per i capelli simile al suo, con un albatros. Jeanne le prende una ciocca di capelli e glielo sistema, poi le assicura che le si addice molto. Poi Jeanne le chiede come mai sia corsa in barca da lui e gli abbia imposto di non andare da nessuna parte. Sanem gli risponde che se fosse partito di nuovo avrebbe fatto ancora del male a suo padre. Intanto Jit si reca nel negozio dove venivano vendute le creme di Sanem a prezzo maggiorato, con la scusa di cercare una crema speciale. Trova lì il marito della signora e pensa di accordarsi con lui per recare danno alla fattoria. Intanto sulla barca, mentre Jeanne sta cercando qualcosa da mangiare, Sanem scopre la copia del suo libro sulla barca e ne è felice. Poco dopo Jeanne le propone di pescare e di cucinare insieme. Jeanne e Sanem preparano insieme l'occorrente per la pesca e sono molto felici nel trascorrere del tempo insieme. Intanto alla fattoria provano a rifare la crema di Sanem sotto la guida di Deniz. Arriva la polizia e arresta tutti, a causa dello sporco piano ideato da Jit. L'uomo con cui si è accordato ha infatti dichiarato che le creme sono opera di sua moglie e che ha inoltrato una denuncia a carico della fattoria. Tutti dicono che c'è un malinteso e che le creme sono di Sanem. Intanto Bulut riesce a sfuggire all'arresto, deciso a voler risolvere la situazione. Sulla barca invece Sanem fa una pesca molto fruttuosa. I due pranzano insieme e lei afferma che nonostante lui si definisca un pescatore è stata lei a pescare tutti i pesci. Mentre parlano, Jeanne le chiede dove abbia viaggiato per promuovere il suo libro. Lei gli risponde che non è stata da nessuna parte perché lui le aveva promesso che l'avrebbe portata a vedere il mondo e il libro parlava di lui. Jeanne le confessa che in quell'anno lui non ha pensato altro che a lei. Mentre Yuma arriva alla fattoria, giunge pure la polizia che vuole da Mirivan una dichiarazione sulle creme, visto che vengono create in una sua proprietà. Yuma comprende che Jit ha messo in atto un piano e ne è molto felice. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!